Anche i corpi delle donne sono parte del campo di battaglia. Le guerre non si combattono infatti solo ai confini o nei territori contesi. In Afghanistan, in Iraq, Siria, Sudan, Ucraina, Gaza e altri paesi la guerra si è incisa nelle donne attraverso torture sessuali, uccisioni, sparizioni e mutilazioni di bambine, abusi e sfruttamento sessuale, schiavitù sessuale e stupro. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite definisce lo stupro il crimine di guerra più antico, più messo a tacere e meno condannato. Raramente i responsabili di questi crimini sono chiamati a risponderne di fronte alla giustizia. Anche lo Statuto di Roma, della Corte Penale Internazionale e le Convenzioni di Ginevra riconoscono lo stupro come crimine di guerra e crimine contro l'umanità. Questo infatti non si limita ad essere un'offesa alla dignità individuale, ma è una forma di violenza con effetti devastanti sulla vittima e sull'intera comunità di cui fa parte. Per questo si configura come un'arma di guerra. Agisce in profondità sulla comunità nemica, insinuandosi nella cultura e nella sua identità, trasformandosi in un potente strumento di guerra psicologica. Le cifre sono drammatiche, si stima che per ogni caso denunciato ve ne siano tra 10 e 20 che restano nell'ombra. Oltre alla paura dello stigma, c'è l'effettiva difficoltà nel rivolgersi alla giustizia in un paese in guerra. Per esempio, solo nel 2021 sono stati confermati 3.293 episodi di violenza sessuale legati ai conflitti, il che suggerisce che il numero reale possa oscillare tra 32.930 e 65.860, se non addirittura superarlo. Tra le conseguenze dello stupro ci sono le malattie sessualmente trasmissibili, le lesioni, il trauma che lascia sulle vittime, fisici, traumi e psicologici, soprattutto se sono marginalizzate dalle loro comunità e lasciate senza sostegno per superare un'esperienza deumanizzante. Per prevenire la violenza contro le donne durante e dopo i conflitti è fondamentale che gli attori chiave come enti governativi, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile si impegnino nell'implementazione di misure e politiche mirate. Anche l'Unione Europea deve fare la sua parte. Serve inoltre più attenzione mediatica. È importante che le storie delle vittime vengano ascoltate. Il Parlamento europeo collabora con organizzazioni internazionali per promuovere la giustizia e combattere l'impunità per i crimini di violenza sessuale nei conflitti armati. Ad esempio, riconosce l'importanza delle sentenze dei tribunali internazionali per l'ex Jugoslavia, per il Ruanda, che hanno contribuito a definire la violenza sessuale nei contesti bellici e a riconoscere lo stupro come atto di genocidio. Del resto, il primo e più efficace deterrente risiede nell'istituzione di sistemi giurisdizionali solidi ed efficienti, dotati delle risorse e degli strumenti necessari per individuare rapidamente i responsabili e assicurarli alla giustizia, combattendo in tal modo l'impunità. Nel 2012, inoltre, il Parlamento ha adottato una risoluzione che condanna fermamente l'uso continuato della violenza sessuale contro le donne come arma, equiparandola a un crimine di guerra. Non solo. Ci impegniamo personalmente nel ruolo di deputati europei affinché ogni testo approvato dal Parlamento che affronta uno scenario di guerra non tralasci la situazione delle donne e dei loro diritti violati. In questi difficili contesti serve che le donne siano protagoniste di un processo di ricostruzione dei loro paesi affinché si possano ricucire le ferite inferte alla popolazione femminile attraverso una prospettiva di genere. Dobbiamo affrontare le radici profonde di questa violenza, riconoscendo che disuguaglianza di genere, discriminazione, povertà ed emarginazione rappresentano fattori strutturali che, se non adeguatamente contrastati, continueranno ad alimentare la sofferenza delle vittime.